Open Day ieri per l'Istituto Professionale Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa, che ha presentato le attività per orientare i nuovi studenti nella scelta degli indirizzi. Laboratori, materie scolastiche e tirocini verranno nuovamente illustrati domenica prossima, 3 febbraio, per la seconda giornata di orientamento. In questo momento stiamo facendo un'attività di Open Day per quanto riguarda l'orientamento e un'altra giornata sarà dedicata all'Open Day proprio domenica prossima, 3 febbraio. Saremo aperti di mattina dalle 10 fino alle ore 13 e invece di pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Aspettiamo tutte le famiglie che vogliono naturalmente visitare la nostra scuola e siamo qui proprio per dimostrare quello che i nostri ragazzi sanno fare, quello che hanno imparato nei laboratori. Vorrei ricordarvi i nostri indirizzi. Il primo indirizzo è enogastronomia ed ospitalità alberghiera. L'altro indirizzo invece sociosanitario e infine c'è un terzo indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. I nostri laboratori, poi abbiamo i nostri laboratori appunto di sala, cucina e ricevimento che con i nostri ragazzi andiamo a fare le varie esercitazioni tecnico-pratiche di preparazione particolari che possono essere dal caffè alla preparazione, all'accoglienza della sala ristorante e così via. Per quanto riguarda l'indirizzo di cucina vanno a fare le preparazioni appunto tutte mirate che possono essere i dolci al bicchiere oppure a seconda dell'esercitazione che si va a destinare in quella giornata e così via. Gli altri laboratori sono quelli di ricevimento, di informatica, abbiamo una sala multimediale per quanto riguarda anche la visualizzazione di filmati e oltretutto abbiamo anche un indirizzo di sociosanitario, se non ricordo. Sì, abbiamo due classi prime per l'indirizzo sociosanitario, sono veramente un nuovo indirizzo per noi perché naturalmente con questo percorso quinquennale si dà l'opportunità ai ragazzi di potersi impiegare presso qualunque struttura sia pubblica che privata sanitaria oppure anche per quanto riguarda centri diurni per anziani o anche presso le ludoteche per fare l'animazione per i bambini. Sono naturalmente nuove esperienze e un nuovo corso che permette sicuramente di entrare con maggiore facilità nel mondo del lavoro.